Metti il manuale. Penso che sono tutto vero. Quando dai una parola, avanzai, hai capito? E capito? Ah, ma che ti ho prosciutto in terreno? Poi arriva una come te. Ah, e capito? Prepara che Don Michele Califano. Ha capito finalmente. Voglio un caffè fare, ma ci fa presto, pure a te, sì, va presto. Principale bello, Salute, Raffino. come al solito non c'è nessuno, è proprio la schifezza dei trattorini. Ti ringrazio tanto, lo so. Ma che è la verità? Hai da aprire la tazza di re, canta per stagliere, centenare di tavola così. Perché non te ne vai a suonare, Perché vieni qua? Ma la messa mia moglie, si è fissato, che hai già fatica rinda a sta zozza di uomo. Voglio guarda che ti dica, è male tutti di più. Come si mangia dove non si mangia da nessuna parte, hai capito? Come no? E poi c'è tutto a c'è. Vuoi mangiare la zozza? Che hai a due zuzzuzzi. No, Dice ma che la gente solo agli tua. Ma come si può fare? Alla fine come può scazzare? La falla così. non te lamentare. Oggi in un bel tavolo di gente. Basta fare. Hai capito? E i compagni dove lo sai? Si saranno aiutato qua. Niente bene. E chi ci faceva? Chi ci fa tanto panino? Ma dimmi una cosa, posso aiutarsi una tua scazzata? Lo scazzata anche in Abseccia. Ma raccomando Abseccia lo scazzata. Un cantante che sta a fregatore in Brughiano. Un comico che fa venire uno e panza. Dice ma Raffaello Maestri non la passa nessuno. Lo sapem, e come lo sapem? Tu non appena la bocca. La gente si sono se ne se ne va. Non ti dice che? No signore, quando mai? Ora ci rimane una cosa, non sangue di. Sono 5-6 persone. Questo è tutto. Sì. Ma sono gente che porta la muniglia. Appicciamo ora sì. Già sì, tenere là, spennere. Diceva mai da grida, parole, non dico come mai mi fa. Ma volta no. Mi pare che è la prima volta. Che se ne si parla con un po' di una cosa allena. Sempre guai. Stavo due e più grosso. Andava a salire pure perché incide 100 mesi. E ci vuole arrivare per quando va a cominciare. E ha cominciato i mesi prima. A che la moglie si è fissata che la sola partorisce 100 mesi. Se andasse via soldi per la levatrice. Sì, non ti preoccupare, non te la vedrai però. Stasera da busca pezza. Ci farà mattina. Viene un pezzo da 90. Chi è un pezzo da 90? Pezzo da 90. Viene Don Michele Califano, Carmela Luciano ed altri amici. Viene pure Carmela. Perché si c'è l'arrivo cantante palazzo che fa posto giudice? Ma perché? Dice, ma quello è pazzamente innamorato di quella donna. È Nanni Nero. Scordata? Completamente scordata. Ma tu che stai dicendo? Ma tu lo sai che sto fatto non lo sapevo? E niente sapete.
Io Gennarino cantava in piazza e se ne va. E chi va? Chi ha la paura? Ma che lo che dici? Tu devi la miseria per i indasci in me capire. Non quasi te levo da cantare sì. Niente meno. Io lo fa cantare. Come ti viene per capo e dove entrare a famoso? Ma io non ci posso pensare. Un mezzo sta fuori a banco. E aspetta un momento, aspetta. Ma da qua ci ne fai. Ali! Rimani io. Non vogliamo a chi? Sto là, dove stasera? Ali! Che ne oggi? Dopo la poi! A che? Dopo la poi! Come banco? Ma si ne può Chi sono cittadini? Un po' che Napoli, un po' che persone, capito? Siete per un po', la poi, c'è sta Gennarino cantante! Gennarino cantante! non dice, capito? Oh, fai venire qua! Lanciamo delle cose e proprio! Vabbè. E che poi! E va! Si può fare caccia raccomandata e fai per ovunque. Questo. Ma non mi va a scegliere stato così tutti i cittadini. La musica hai fatto a banco passare. Ma chi ha fatto a quanto passare? Ma faccio fatto me, non ti credo a nessuno! Ah, voi non hai diritto di andare. La diritto lì! Ma tutto lì. Che ma può fare? Ah, voi non guaiate così. Ma chi fa? Chi ha la papà? Ah, già dici che alzata la papà all'anno! Chi non si muove all'altro modo. Ma sto controllo, stai? Benedetto! Potrò. no! Ma vuoi o passi? Ma che bello su con me. Ah, sì? Ah, guarda mo che lì. Ma non ne hai visto mai femmine, che voglio dire? Ah, io era bella come ti signore. Che lo guardava a cantare. Ma io attaccato un di siti in cielo. Io attacco di siti in cielo, che lo canto un caramella amici. Ma da cosa proprio? Non ne avete mancano lì. E poi di campezzi non mi mette la mano. Ma io, salutare. Così. Io ti vedi che faccio di sci. Ma come si può fare? L'amore è la brutta malattia, è la brutta malattia. Diceva, l'amore è brutto, io vero. Pigliate per esempio la moglie, la rolla vena, è pazzamente innamorata di me. Non vede nessuno, ma non sa voi ci sono. Ma passa con torno. Ma perché moglie del ce lo sei te? Gesù. Ma da visto pure? Dice che all'incasso che faccio può mangiare che femmine. Guarda. Allora se ce lo sei se ce lo sei sordo. Io essere una caccia. Ma troppo accinato, tipo la colla, mi metto a cuccare io. E stanotte non hai ci da solo. Già si capisce. Ma che gli hanno dato le fa pace. Ci capito. Ogni tanto stendevo l'operazione. Stavo caccia. E io niente. Incastigo. Ora. Ma c'era con il figlio. E là ce l'ha mangiato. Ecco un po' fa. Non faccio. Non vi c'è quali comandi? Quali comandi? Chi sembra fresco, quali comandi? Ma che è stato Tu nervoso? anni per la capa te, ti ha già fatto avvertimento a te, a essi a chi là, te. Invece io ti avrei solo calmato. E poi che sto parlando? A te, a chi stai a chi là, tu? Ma rociato! Da cosa? Ti ha già fatto avvertimento, ti voleva pregare, che mio sì. fratello è morto, viene una comitiva. È una comitiva? Una comitiva è gente, ma poi, casa da cantessa da suonare, ha già fatto una bella figura, capito? Oh, generale! Ha già capito, non mi ci, ha già capito. Allora non mi senti, Sto io ha già sentendo. fatto una bella figura, da raccomando, gli paga bene. Già te, non mi ci. Non mi ci, Ci me la c'è vedere.
Ah? Con chi me l'ha capito? Ma con chi devo vedere? Con te. Con me? Con te. Ma ti pare che questo è il momento di pensare a cantare? Sì. Ah. Ma perché secondo te non può pensare? Ma che ci ha pensato? Che avrei la capa addosso, no? Voglio tu hai cambiato in capo! Cosa da fa che sa fa? Se no io me la sempre va! Ah, bravo. Te ne vuoi? Beh. Là, si ci va vattene. Tanti io canto solamente con la seconda chitarra. Ok, a chi è rap che la seconda chitarra? Oh, sacci, tu non ti preoccupare. Ma a chi è rap che la seconda chitarra? Tu hai bisogno di chi? Ehi! E su strumenti qua! Ma ci non mai niente! Gli accordi sono importanti! Sì, lo sai, gli accordi sono importanti. Hai ragione che mi sono affezionato a me! Se no veramente venire! Scegliamelo poco, ma me ne una comitiva! E la gente dice che viene la comitiva. Dalla quale sta pure Carmelo! Carmelo. Carmelo viene qua. Carmelo viene che è una bella canzone! Beh! Beh! Vuoi che mi ha pigliato per Carmelo? Ma come? Che ti chi sai che se cantava di Carmelo che ti stai zitto? Quante lo dici? Quante? Non hanno un telegramma! E appena era arrivato mi dicevi che veniva Non Carmelo. stai arrivando, dico buoni! Uè, mi raccomando, voglio. Stasera sa da suonare e cantare con tutta la passione. Anzi, stasera voglio mettere la coppa a Beniamino Cigli. Ah! Sì, cantare qui, cantate oggi! Arriva che accompagniamo la pure! E va buono che c'ha e cogge e rogge. Mentre invece stasera sarà una dolce. Speriamo! Ce ne arrivi due merza qua, perché lavora vogliono i nanni neri. Ehi, basta. C'era tanta volta che l'anninello per me è un capitolo chiuso. Sì, Gennari, però non si lasciano, vogliono così senza una ragione. La ragione c'è sta e la saccia solamente io. Ya saccio pure! Ma che sai tu? Che sai? Voglio vedere, che sai? Fammi sentire. Perché vuoi cercare un anninello non si sa per chi è figlio? Chi ci traccia che la vogliono che la mamma? Ma chi ci traccia che la creatura che la mamma? Ma perché in qualche modo ci sono avuto fatto per ieri? Quando andavo di vicino a mamma? Mamma, ma chi è papà? Mamma, chi è papà? Figlio mio, non mi ricordo. E non mi sono suonato lo stesso. Ma chi c'è zecca? Tu sei uomo. Tu sei uomo. Ah, te come te vuoi? Volevo dicere tu sei uomo, mentre invece la femmina è nata cosa. È sempre lo stesso. Ma che c'entra la figlia che la mamma? C'entra, c'entra. E basta. Senti, e basta. Ma ti parlo più. Basta. Basta o di chi? Tronco la mano, no? Immagino più una volta. Mugliere, la voce del padrone. Ma che fa? Vuole che essere bene qua? Mettiti sotto tavola, va, mettiti sotto tavola. Lavoro. Sul luogo del lavoro, non da qui. Che visti da tutto bicchiere? Si può fare? Basta no. Ma si può fare no? Ma tu che poi buona a me allora? Ci vogliono anche di divisa per parto i soldi. Perché non ci curavo?
E tu poi la butti a moglie. Allora non hai capito lì, ma mi dici seconda mano. Sarà in buono stato come è nuovo. Ma perché hai cercato un suo mano, sì? Sciù la faccia voi, no? La magasia, a non c'è niente. Giuseppe, un momento, allora dopo venire. Ma cazzo! Ma cosa è cazzo? Ma tu, mica casarmi in quelle condizioni. E io sono messo da mettere la luce. Ma dai c'è lì a fuoco a manoni. Giuseppe, non mi fa perdere tempo, che è già fatto te. Mio marito ti ha da cantare. Da cantare? È una comedia. A cantare! Il tuo spirito lo vede ne cantare. Ah, come l'altro scusato, non l'ha mai visto cantare. E non ringrazia a te, Gesù mio. Che fai l'otto su? Vai. Ah, perché tanto fa schifo quando canta. Quando va da canzone, ti canto per la canzone, niente, non mi ha fatto mai contento, ma... Ma che si accorge una fuoco che cantare dei macchietti lanciabili. Oh, non ci sono mira, più c'aveva giù. Scusa, noi facciamo per mestiere, non per divertimento. Ma io sono una mujer, si dà una... Vedi, sì, più o meno tu. Ma vuoi a cantare? Sì, signore. E passa il piano da voce te, ti massa e poi, ma già gustato un tasse, ti massa e già, in prima vita, la già prego aspetta, andiamo, fuori, via. Fuori ai lavori. No, tu fuori a cantare, Ma sì. vedi si va fuori mestiere, dico. Si va fuori mestiere. Come pazienza. Ma te una cosa, va. Ma sta solo che mi aspetta. No, sta già sentito, se no viene con me che viene di coppia. Mi sembra che lo fa. Secondo te, quando dopo venga tutto, rimane che mangiamo. Ma però marito dava ragione. Ma che sono una femmina solo mia salute. Quella non posso, ma io magari era già sempre, che Che dici, lo segno ovunque. Sicuro da facca tu. Ma non hai mai niente, capito? Io ci davo avanti a te. Sciopero, non so. Ma chi mai ti sposato io a te o a solo? Ma che stai dicendo, Giuseppe? Ma io mi spiegavo me, amici. Chi scopri da storia che non va preso, che ho me la schiatta ancora per me. Che non fa riammerare dove stava il pezzo sulla mente, rialzati che non succede mai una cosa che questa, se no mando in galera non ma prima. Giuseppe, anzi pazienza, scusa che hai dato l'idea fatto tu. Prego. Ma perché a solo da dietro in da casa? Mi ero la chiamata sta povera disgrazia. Se ne va con marito. O marito? A chi o marito? Lo sapevi tu? Come? Ah, ma una zona mia, avrete sciuliaio. Ma Paolo, io non c'è nome. Sciugliai in pana banana. Spirito, sciuliaio, pure che non sa chi è, non conosce a chi, perché chi si scrive mascherato. Era un uomo mascherato. Era pure ce n'è. Deve appendere in faccia, che lei c'è, non ne so. Io sembra un bello, non so ci manchi come fui. Dai che tu vuoi, Ti capisci? Sicuramente non si distrigge. Niente, non si distrigge. A voi, hanno fatto sapere fatto lo sai c'è. Ciao, non ti dice, non ti
Vuoi vedere che dico che pure sciugliai con prima innamorato mio? Si la famiglia di sciugliama. Sono messato lì e tu devi andare a campare. Facciamo ciccioni, che se tratti di mia maternità infanzia. Ma tu in casa, Sì, a mamma ne va a casa, si accanto mo, voi caresti e sono. Ma buoniamo, non vuol dire di piangia palo te, che aspettato per poco luogo, aspettato no, ma ci dà pure vestito cliente. Ma prego, mi guardate, poi tanto. Non signore, anzi, ma non fa la parte più naturale, per favorire veramente come clienti. Purtroppo c'è qualcosa da mangiare, E chi pava? Gesù di va marito. C'ho avuto un punto a marito. potete mettere i unghie. Non mi preoccupate, rapido, quasi succede qualcosa, a parte a me, gli tengo la lavatrice. Sta bene, capito? Si sa pure la mamma. Non va male, non mi preoccupate, la cosa ora ti chiamo subito io. Siamo proprio tranquilli. Siamo a posto. Andiamo. Ma state per l'oca aspettata, non vi muovete. A parte indifferente da fare. Vabbè, andiamo. Cosa devo pregare? La filo, che mi canta. Oh, che ne vai tu, me la dire. Me ne vai sempre tu? No, mi devo poi che ci passate. In un posto che andava. Perché? Si attaccato! Ma che state dicendo? Non è mai troppo tardi. La colazione che... Voi, state vedendo? A parte naturale, sta bene, la fumito io, la fumito La finuessa! Tu a chi eri suo padre? Vicino tutto a posto. Sempre la vostra comanda mai. È spiccita perché queste signorine vengono a fare. 20 minuti al massimo e sono pronto. Non dobbiamo fare una bella figura mangiata. Voglio andare a comandare. Veramente non vedo posto. E stasera ci sta molto bello. Me ne una voglia per una bella partita. Signorina, se volete le parti sono pronte. C'ha già pensato, Pino, c'ha già pensato. Che ha stato pure su, cantante. Signori, marito mio comico con concertini, che è la chiesa. E avremo ci passa manca paga. La palla figura che hai fatto. Ma mi sta giocando prima pure? Io mi sta parlando giù, ma tu quando canti? Guarda, ce ne mannaggia. Avete visto che promettete che tornate e sono tornato. Grazie. Carmela ha perduto la casa comandante. State zitti, che c'è stato Michele, guarda sa. Ah già. Lui appena avevamo deciso di fare una scampagnata, oggi è venuto con il capo. Bravo. Veramente non ve lo posso. Stasera ci abbiamo divertito. Questo? Vogliamo sentire roba moderna, roba allegra, roba su letto febrino sangue. Vai da fare la zuppa di cozze. Sta un po' comoda, signorina. Avremo riccato marito, ma lo fammi sentire una cosa di tosto, ma che tanto ne risate. Oh, è nata la tua marito muso. Oh. Ma tu hai fatto qualcosa a chi? Vai dopo. A chi tu proprio preso? Scusatemi tanto, se volete io posso anche preparare. Ah, perché non mangiamo cosa? No, mi dispiace di voi, ma come la vostra persona che sta per la gente, io metto il camminista, ma niente a fare, anzi preparate un ballo di razza, amara. Però quindi voglio sentire una bella canzone. Io così perché se ne va bene. Mo ci sentiamo prima la canzoncella e poi la mamma. Vabbè, però professore, facite la pressa perché devi un po' per Andiamo, cantiamo. Chiedo scusa, con il vostro permesso, Michele, posso iniziare a cantare io? Vi ringrazio, siete molto buoni. E allora, sperando di fare contento e Don Michele e tutta la comitiva, vorrei cantarvi una celebre canzone napoletana, una canzone vecchia, diciamo, sì, indossa bene. Questa bella canzone, sì, con le parole, bellissima.
indossa bene. E allora mi stavo dicendo, no, è antica, sì, antichissima, indossa bene. Non sapevo fatto, Caffè, la tonalità, indossa bene. Ah, capito? Indossa bene! Esatto. Dunque, come dicevo, sperando di far felice tutti quanti, di Murolo e Tagliaferri, per Don Michele e per l'intera comitiva, amici, qui su Napoli! Hey! A piacere tu, Vincenzo. Vabbè. Pure che lo vai, tu ci hai pensato, amici, mi spaghetti a bancola pure per mia sorella. Vabbè. Anzi no, portatene due, uno pure per me. Soppata. Amici. Ma perché lo faccio da scisti bancola la bocca? Va ordinato. Venite male, che ancora hai mai fanno. Professore, ma che voi batteggiate sempre? Io vedo sempre che facete mosse, lo muovete. Ma ditemi una cosa, ma voi pure cantate? Come no? Ma ditemi la Davide, la princessina. A
t'avremo fatto il celeste, un dito cuore, tanto ne fa. Gli correggo. Oh, vero? Allora voglio sentire, professore, facetemi ridere. No. A che non ne fa ridere? Che non fa ridere con la testa? Non mi piace che fa ridere a te. Fafano! Chi ha fatto ridere solo a me? Quello no. Non ha cantato perché le capi che non ha cantato. Ma chi l'ha mestì? Non ha cantato. Scusate, ma chi è che dice che non ha da cantare? Oh, ti dico che sono gamuglie. E invece io, Giovannina l'interprete, dice che canta. A te canto, fa prezzo. Andiamo. Come fa vedere? Tu guarda. A te canto, va. E vabbè, no. Ma quando vieni a casa faccio il mio culo. Bravo su, Andiamo, su. Allora facete prego. Oh, Andiamo. mettete mano, andiamo, mettete mano. Aspettiamo la caldarella e riccio. Chiaro, Filù. Dunque canterò una canzone che è dedicata a mia cognata. Il titolo Attenta ma mazza. E tu non ci sto attento. Sul portiere di questo palazzo e quelle che vedi mi stanno la sera, quelle che mi viene, sono andare a bene a questo quartiere, la sempre così. Se non metto una mazza, nessuno passerà. Se la mazza non ha dengue, se fosse qualcuno che sta scappando. E perché non ha dengue? Io a casa sto giro di mazza. Qui ci vuole una mazza, se mi piace una mazza, una semplice mazza questo tuo palazzo e te quanti ne fa. Se sto troppo certezza, non voglio queste mazze, voglio fare cose mazze, più una se non voglio fare. Ma io mi devo tornare in spinazzo, e non so se qualcuno sta mazza da fare. In azione che la mazza, mi ho fregato in azione che la mazza. Non mangio la mazza, non mangio la mazza, non mangio la mazza, non mangio la mazza. Abitando lo stesso palazzo, quel marito cornuto che fu Carlo Mazza che venne a Varazza portando la pensa, la mano di costo, la mano del cuore. Se la storia è sempre stessa, questo pezzo montagnano, se lo fa sempre coglione e poi tutto il notte tu sei da lontano. Tu sei stato convinto, tu sei stato convinto, tu sei stato convinto, rispondi di pensa, non Barbara Bravo, di morire sono pezzi. Ma io mi chiamo Cornelio Speranza e di pizza e di dolce come essere bene molto la capa. In ragione che la mazza mi ho fregato, in ragione che la mazza. La mazza per pizza, la mazza per pizza, la mazza per dolce, la mazza per dolce, la mazza per mazza, la mazza per pizza, se ne ci mazza, la mazza per pizza, la mazza per pizza, la mazza per dolce, la mazza per dolce, la mazza per mazza, la mazza per pizza, se ne ci mazza, la mazza per pizza, la mazza per pizza, la mazza uno, due e tre, ammazzami, taruga malate. Grazie, grazie. Che fai, Maronna? Non rilassa. Dai, ballarina! Si spreme, cade Oh, ballare all'aereo, che ci porta? Maronna, aiutatemi! Che? Mi sento male! Maronna! Maronna, amica! Ho fatto la faccia anche io! Tu schiatta avanti, che fai? Portiamo la parteria, andiamo! Maronna
Assaniamo un coppoletto, Ma da mamma! Ma non ha smercato gli occhi! Vieni, Sarma! Vieni! Succede qualcosa. Professore, ma che l'ha successo a quella signora? Non hai visto? Sì, ha già visto che è incinta, ma che l'è successo? Che l'è venuto? Ma c'è avuto da cantare per succedere che si può. E perché avete cantato? Ma chi va a te cantare? Di modo là c'è rispondere a chi. Ciao, vieni a venire, fammi, posso pure la mamma, vieni! Ma che perché fai sta faccia? Ma che non ti fai paura, stai contento? Ma te nostro un po' di dare la trattoria. Oh, barammo poco, barammo. Vieni a venire. Ma amico, sono cose che succedono solamente a me. Solamente a me. Posso venire pure io? Siete signorina? Fate voi. E allora un pochino là. Ehi, casa. E mi crede che questo è il suo numero stasera. E perché sono numero? Chi si può permettere di pensare a cose queste? È una femmina che sta per davanti a mamma. E non hanno fatte questo, nessuno si può permettere di pazziare. La maternità è la cosa più bella, Romulo. Ma mica io ho già pazziato. E io non voglio che si passi in queste cose. Mamma mia, come sei violento. Vabbè, mi ha fregato da un po' di cosa, sì. Ma che parlo comuni? Va bene, ma un po' di maniera, un po' di gentilezza, ma avete fatto la pugnata, sapete? Ah, creatura ci mette su. Andiamo a fare la camera. Non va a fare la camera di non pescare, no? Ti invento un po' di nave. Ha ragione sto cristiano. Grazie. Molto piacere, Califano. Allora, famiglia, che ti la voglio rimanere. Professore, allora per vedere che è successo. E se vi comportate bene, vi rotto proprio una bella cinta di Milano. Ma come fa? Ma che sta sorpresa? Vabbè, faccio capire, va. Non vuole la fare abbandonata. Andiamoci, andiamo. Signorina, posso essere questo domani? Ecco, però, vedi che parlare. Ha da essere una bella cosa per una figliuola di tanta madre, vero? Già. E beh, sì, ma certo ne voglio fare prima. Ma sarà un onore per la moglie e per l'amico mio. E sarà un piacere pure per me. A così mi sento ancora più attaccata a te. Perché sono amici tuoi. Carmine, dimmi che non impazzire. Non mi sai leggere l'intanto. Io saccio solo che da quando t'hai conosciuto la prima volta non ragiono, non capisco niente più. Tu e io non mi stai facendo ragionare più. Stasera io con gli amici mi venire a mangiare da parte. E invece l'ho buttato a casa. Povera a te. Tanto che mi vuoi bene. Ti voglio bene assai. Io sto sempre solo, chiuso in una casa, con un zio che non mi fa avere luce e libertà. E chi è sto zio? E che l'uomo anziano che è venuto con lui. Povera Oddio. Hanno studiato che sta in un deserto morendo da sete. Appena le ragno suzzerato, rinasce una volta. E a così è stata per me. T'hai visto il cuore mi ha sbattuto. Solo per me. Solo e sempre per te. E tu? Io? Ma io non capisco se sto in cielo o sto in terra. Se è notte o è giorno, si dorme o sto scenato. Capisco niente, What is
E dimmi, Gennarino, sarei contenta di mi sposare? E Zita ti durò consente. E perché non me la visserà? È tanto buono e fa tutto quello che dici. E io ti sposo. Sarà assai felice, per me, tanta felice, ti prometto. Ma porta in paradiso queste parole. Vieni, appartiamoci 5 minuti. Ti voglio tenere vicino a me senza occhi casuali. Sì, Anna, Vieni, Gennarino. Avete inteso? Può parlare con voi senza che nessuno vi veda. Certo che ha giudizio, no? E voi ciate. Ma perché a voi vi importa? Calma. Serve per parlare. Io sono amico dello zio Carmelo. La conosco a piccerella. Ecco questo. E con questa mi dico levate voi pensiero. E perché? Perché Carmela non è per voi. Voi lo zio non lo conoscete. È buono con mio padre, però guai a chi guarda a Carmela. A diventano leoni. Così ci parla a ragione. Ha parlato un rifiuto. Michele Califano tiene solo a quella nipote. E vuoi che fanno matrimonio come una regina. E voi... Vicino bene non esiste ricchezza. Carino. Si vede che siete rimasti con la mentalità antica. Il denaro, sa la voce là. Amico, c'è sta poca ridere. Ti faccio partire. Oh, pensate come volete. E ci pensi io. Non vi preoccupate, ci pensi io. Poi Giovanni, che stai facendo? Ti stai contemplando l'unico male? No. E che fai tu? Niente, guardavo e pensavo. Pensavo che siamo venuti a capo sta rima, eh? Stiamo pensando questo. No, ma... beh, chi ci può fare, Quando che la nipote ma Carmelo è venuto a volere a mangiare proprio in casa, sì. La pozzo mai a C. Ma mica non ci pensate a mangiare. A proposito, Carmelo addosso. Si starà facendo qualche passeggiata al chiar di luna. Sola. Sola. Una serata come questa, una figliola se ne può dire mai sola. Sa dai per forza in compagnia, non fa paura. Ma che stai dicendo? Niente, però mica. Parla, che sai? Faccio niente, però mica. Faccio niente, parla. Affaccia. E guardate per sassi. E perché? Sono loro, stanno prendendo la testa. No. La Madonna Santissima, no? Ma che faccio? Non vi scordate che la Carmela non la vota la vostra? La ricordate che è così? Ma che ne? Che sa da ricordarsi, Michele? Che sono voi. E se un ricordo, è inutile che ci ho ricordato voi. E ho vedi, Michele? Sì, mo ricordo. Ma io non voglio che fai certe cose. Io non voglio che fai camminato. Oh Michele, scusatemi, ma senza nessuna cosa mangia. Anzi, una volta che ci troviamo io vi cerco a mano di Carmelo come sposa mia. Con merito. Con ma sposa. Sì. Con ma sposa? Ma non ne ho momento a pensare a certe cose. Siamo venuti a capo a mangiare e ci divertire. Chiama la vieri in la tavola e pronto. Chiama la vieri. E non la pensiamo anche una cosa che stai. Se no ti scanna come una grappa. Io vi ringrazio per la bella compagnia. Che c'entra? È stato un dovere, signore. Per carità, gentilezze sempre. Uè, Gennari, che fai? Stiamo qua. Gennari, ce ne ha? Ci capite chi sta per salire, ma me ne va via. Che è? Fammelo piacere con la farmacia. E perché? Fatela una bomba rossiccia. Ma non è perché sento la fiducia. Oh, maglione si sta sciussiando. Mamma lo guarda, subito va, grazie. Ma vedete quello che manca succedere a me. Scusate, è vostra moglie quella che sta per partorire?
Ma qua moglie, qua figlio, che mi passava a nascere, io figlio della sorella e mia moglie. Ah, venne pote. Venne pote. E avete essere contento lo stesso? Non mi può mangiare nulla. E ditemi una cosa, a dove state casa? Ma perché? Qualche volta vi vengo a trovare, a voi e a guaglione. A me. Perché vi dispiace? Voi siete tanto simpatico, sapete? Mi piacete assai. Siete proprio tanta graziatiera. Bellina, cianciosiella. Allora? Ma che fa? Sai no, che non si dice la farmacia. C'è io di giradino. Allora già che stai facendo? Signore, stavi parlando con me? Signore, ti sto parlare con nessuno. Che prima tu fuori, mi sta parlando. Chiama la Pierina, che ci sta che fai? Che la pro, andiamo bene. Gesù. Che sta cosa no? Una trattoria che è diventata maternità e infanzia. No, Piero. Se non avevi visto che mi è capitato a me. A te? E a me? Ma che sai tu? Ma che vuoi? Ma che ti è successo a te? Niente. Fatto coraggio. Sono cose che succedono con chi dà la Si capitava a me essere una vita. Facevo spettacolo all'aperto. E se capitava a me se vi capitava, è successo che basta, finisce. Professore, io vi ringrazio tanto. Vi ringrazio assai. Ma avete fatto il servizio, avete capito? E non me ne sono accorto. Mannaggia la capa vostra, mannaggia. Avete fatto chi sto vuoi stasera? Amico, non parla a me vuoi, voglio bene. Come non parla a me vuoi? Ci vuoi amico? Voi mai non tossicate la campagna? Ma gli marito poi mi fa cantare. Come, allora non volevo cantare, L'altra volta che canto domanda prima si stanno le femminicide. Non pazziate, non passi cose. Vicino a una cosa che adesso non so pazzire. Perché la maternità è il più bel poema che Dio ha creato. E innanzi al quale tutti quanti, assassini, delinquenti, mariuoli, ci avete battuto a ringraziare il nostro Signore. Magari, voi non lo ringraziate il Signore. Grazie Signore. Qui è pazione. Brava zio Michele, hai fatto proprio una bella parlata, sai? Voi Carmini bello rossi, aggiù pazienza, non fa niente che mangiamo in città. Ecco fa, zio non è bene morto. Bravo. Ecco, come si vede che mia nipote tiene degli ottimi sentimenti. La maternità è la cosa più bella. E i figli sono che abbiano lezione lo cibo. Amico, ma voi figli non tenete? Io no. Ah, perciò parla da così. La Pelù! A Roma cosa! Che ha fatto? Ha fatto femmina! Auguri! Nada tutto! Avanti, tu! Posso entrare? Quelli, tranquillo, che stai facendo? Faccia di po' di lei, succo per credo. Ci fa pure i servizi. Pure i servizi stai facendo? Moglie non può fare niente. Beh, tu non dicessi che creature volevi portare in coppia e creare in chiesa, no? Oramai mi sono affezionato a che li due cignatelle. E allora sì, contento. Contentissimo. E hai visto? È venuta abbondanza in da casa tua. Tanto l'abbondanza mi ha impegnato lo strumento per 5.000 lì.
Ma che stai dicendo? Bella mia, e se lo come andiamo a mangiare? E come fai per mangiare? Ah, se no, non so più. Marone, Raffaele, ma per suonare, per mangiare, per campare, come fai senza strumenti? Creature stanno a fare la sclaffateria. Beh, Vanno a fare che porti le maniere. Oh, se no ci andiamo tutti e tre per creare una chiesa, tu come? non ti scoraggi, dai. Ma darai che già sciarrano un po' che solo pure per te. Non credo, c'è una lì. Il tempo è troppo libero. Si capisce? Tu ti chiama la miseria. Ma chiama. Che lo viene a presa a me senza cercare permesso. A proposito, poco fa si legge il Nanninelli. L'hai incontrato? Io? No. Ha parlato con moglie. Ma ti pare che la vuole lasciare così anche la voglio. La filosofia si è malassata e perché ci avevo malassato. Bello perché Carmele, ma perché l'hai fatto questo torto che la voglio? Ma secondo te hai fatto una bella cosa? Ma perché non ti stai zitto e non ne parliamo più? Basta. Che la povera voglione che agneva come E che. ti sto dicendo, state zitto, ma come c'è una volta? E quante volte ci parlo? E fatto sta pupadella, sì o no? Vieni qua, di. Che ci va? E in posto di do zucchero, sì? Oh, barattola che sta all'angolo. E là ci sto un sale. E me, e guaglione sono cimete. Vieni qua, io sono zitto sei tu. Ma volevi far battere prima lo dire? Ma quando mai hai sbagliato? Wow. Buongiorno, non c'è su me. Tu stai qua? Stai facendo una bella cosa, eh? La povera Nanninella. Ma ha cominciato pure voi, sì. Ci saputo perché la fai chiagnere. Ti la state panata, Le ritte tu, io vedo. Vieni grosso. E allora come lo sapete? Ma che ti dici che io fossi scemo? La sera nella trattoria, e se ti guardava, sospirava, e tutto mi ha paracchiato. Ma quando mai? Tu hai ragione, che la sera tenevo che fare, la pensare solo, se non facevo fare numero la tinta, Ma scusate, ma pure se fosse avesse raccontato qualcuno. Come? O non ci sono mio, i sentimenti miei sono anch'io padrone. E la vita mia la comando io. Ma è una porcaria quello che stai facendo! E questa è una cosa che non si fa! Perché una povera figliola non ce l'ha per la cristiana! Hai capito? Perché se fosse stata a mamma che l'avesse fatta pure io, ti mettevo sotto, faceva nuovo a te! Sono cose che non si fanno! Guarda che è perso! Che è perduto! Che vai trovando? Vieni sotto! E poi io sangue... Madonna mia! Povera creatura! Ma sai, posso stare metti... Ma signatello, no, ma a te, no. Mia bella. Non ci sono messo, scusate, ritornando al discorso che stavamo facendo prima. Sì. Se hai fatto quello che hai fatto, Beh. è perché c'è sta una ragione. E sta ragione la saccio solamente io. Ma quale ragione? Quale ragione? Ma come volessi far credere? Perché Nanninella forse non si sa chi è la mamma e il padre, sì? E che origine sto fatto? Perché che sia la figliola che si marita senza conoscere la mamma e il padre? Perché io non sono figlio di ignota, ma sono marita 3 volte. Chi? Non è figlio e anen. Pure. Se non ti ci si deve morire. Che le ha scuso la malvalatore, capito? Piuttosto dici che si stancate perché è troppo una buona figliola, troppo onesta. Pure Carmela è una guagliona onesta. Ma te, Carmela è una femmina onesta. Scorna sta faccia, scorna. E basta, mo. Ma insomma, avevo fatto sta zitta a moglie, sì o no? Mo lo sta zitto. No, tu le fai sta zitta. Stai zitta! Sì. Mi sto zitto, che sono a te la issa. Ma che l'avrà giù? Aveva ragione, sì tu. Sei proprio tu che parla così. Chi me l'ha fatto conoscere a Carmela? Chi? Chi è stato che me l'ha messo in tuo corpo? Come? Chi è stato che ti ha fatto conoscere? È stato un marito vostro, domandate a Gesù. Io! E tu?
Invece non la volevo. Ah, è stato È marito. statissimo. Tienimi un po' che sta creatura, eh. Bello sì. Si stato tu? Tieni. Uffiano, ragazzino. Ha davanti da mare, eh. Guarda, guarda. Mille grazie, eh. Ti ringrazio tanto. Scuorna sta faccia, eh. Scuorna te, Ma lo fa sta zitta, Raffaele? Dicelo tu. Ce l'hai riuscito tu? Ah! Vuoi vedere la creatura fai? Grazie, grazie, Nannina, grazie. Buongiorno. Hai visto? Diciamo Gesù si è aspettato il chiappo. Stai imparando proprio a te, io. Scusatemi, Ronna Gesù, voglio parlare solo qui. Fai pure, parlaci tu con chi sto io, perché se continua a parlare io, chissà non va a fornire. La ci parliamo. Sta zitto tu, ruffia, ragazzi. Ramma la creatura. A non ci degna, te ne stanno mannucendo in mano, no? Non ci degna. Hai visto? O hai che combinato? Ma io sono amici che assieme non devo. Ti dico solamente il solito, ma il solito. Un matrimonio è una felicità. I figli, l'abbondanza. La moglie una femmina e poi che dà carezza sempre. Hai visto che belle carezze la moglie? Sì. E io zitto. E io zitto. Sempre zitto. Ma che si parli ai giuristi. Perché sei venuto qua? Oggi vi siete tra sé. Oggi aspettato a zica se nieve sotto la sud. Guardami in faccia. Non ho calato l'occhio in terra. Ma che traditore guardano in terra. Ambiente che tiene una brace invece lo cuore. Tende bene che ti scorre l'acqua invece lo sangue. Sono 2 mesi che senza una ragione mi vai sfuggendo come si te ne celebra, a rogna. Sono 2 mesi che sto saliendo sto calvario. Ogni ora, ogni minuto da notte domando a me stessa, ma che l'ho già fatta? Lo voglio tanto bene. Come può tenere il coraggio e me la sa? Ma sono stancata di chiagnere. Quant'è? Quant'è che dice basta? Nanni ne hai fatta capace. Io già t'ho passata. Tu me l'hai lasciata, ma non t'ho lasciata ancora. Ti indennutata meglio, ma pare sta in cielo. Perché una luce. Poi sente una voce che mi dice: Nanninè, l'onestà e la sincerità è l'unica forza più potente. Abbi fede, che vincerai. So pugnalato cuore, Nanni ne sti parole tue. Hai ragione. Sono stato un fame, un assassino, un sacce. Mettimi sotto i piedi scarpissimi che io non ti dico niente. Ma ti dico solamente scorda. Ma Sì, scordami per sempre. Ma capisci? Ma vuoi capire che non so più Gennarino una volta? Perché una breve passione mi ha pigliato e si fa sempre più forte. E se non corro adesso mi sento sciambazzito. Tutte cose più belle del mondo si sono fermate dentro all'occhio, Carmela. ma mo stai vicino a me. Sti mani ti toccano a me. Sì, io saggio, sto vicino a te, io vi. Abbraccia a te e pensa isso. Quando voglio dire a me stessa, ma io lasciavo bene a Nanninello. Ma lo dico, ma troppi 5 minuti pensa essa nata volta. E prega,
Prego, Gennari. Eppure rinde preghiera, nannine, rinda chiesa posta la Maronna. Vega esse. Avesse io sta macchia l'uomo che la femmina che mi hanno messo in coppa mondo senza me riconoscere, condannandomi a soffrire per tutta la vita. Nannine, fornisce, non mi dormo. E a capire che c'avevi malassata. Ero come canaria innamorata, sto cuore che canta mattina e sera. Sceta da ricca e non posso asciugata, e ma non canta manca primavera. Chi mi va bene non mi fa felice, forse sta in cielo destinata a scrivere, ma pensa che hanno detto antica dice, non so come hanno cuore, e me sto zitta, e me sto zitta, sì, ti voglio bene, tu mi fai morire. Gennari, non me la sa, io ti voglio bene, non me la sa. Nannine, scordati. Nannine, ti ha scordato. Ma io ti voglio bene. Sacci, proprio bene. Chiagni fa amore a capo chianda mia, vint'anni testa, o chianda sto a racquana, scappa una bella rosa che follia. A chi mi ha fatto chiagnere sciamanna, la rosa mia tu mi perdona, se tu scarpa sarà senza coscienza, c'è stanno di cancia da ragione, fa bene scorda e si fai male. Piensa se buona, sì, ti voglio bene, tu mi fai morire. Gennari. È per voi! Prego, accomodatevi. Chi è? Salute, signori! E che so, si sta? Sono un poco pesante. non può fare. C'è pazienza, le creature come stanno? A bellezza, La bellezza, sì. i lasci visti nascere. Lo so. Oh, che bellele, che bello chiuzzul. Hanno portato un bel Dio, la mandata signorina Carmela. Essa. Un gentile pensiero. Ma io sono stato io. Piace fa tutto così, c'è scritto, lo faccio di oscura e sta andando un po' alla barca. Anzi, che le muovete pure questo qua. Sì, perché lo sapete, ha dato un battesimo quando si fa. Lo fai sta come qua. Bene qua. Vieni qua. Bravo. Nanni ne va attento. No, resta. Non aveva paura, voglio soltanto per lei. Ma perché? Non aveva paura, voglio soltanto per lei, Gennari. Non sta così fortunato. La veloce, la bella, vieni a capire. Vieni qua. Ma perché mi l'ha messo là perché io tengo lo strumento? No, ma quasi messo là, guarda qua, va, che sei tutto roba tua. La mandata signorina Carmela. Sì. Dai, c'è sempre it, che la vogliono ha tenuto sempre orribile per me. Amici, non decide niente a moglie, non c'è la mia Madonna, che lei ce l'ho. Ma quanto C'è la mia Madonna. Ma quanto lo sì? Che è la mandata per creatura. Sono davanti alle creature che? Vabbè, sempre io ci sparagniamo. Ci sono me, esce caffè.
Vieni, è arrivato a Befana. Padrone, che ne sta beffando? Summini, come Come sta? sta? Non mi sta. Non c'è male, così. Direi, vedi? Che ne sta? Guarda che chi ci sta. A noi? No. E hai creatura. Ah. E non ci mangiamo. Ah. Bello, razziato. La giurita sempre che ti dà abbondanza la casa mia. Abbondanza. Ah, bello, razziato. Quanto è bello. Già, verità. Quanto è abbondanza, quanto è fortuna. Una famiglia figlia. No, ma amorosi. La Nine. Si dà verità. E ci vanno bene che la creatura. Come va bene? A che mamma? Non la voleva bene così. Come già fa? Fa un errore. E come sapeva amico? La mamma come sta? Sta una bellezza. Però sta ancora cuccata perché sta ancora debole. Per forza. La posso venire a tua? Oh, ma che non le fa piacere? Grazie, venite con me a Vieri. Ma mo che quale sarà? Che io so, vi ne conosco manco io. Però sono bellini, lei. Ma che non c'è solo. Nanine, vatti. No, t'ha giurito che fagli restare. E io t'ho scritto che te ne hai capito? Beh, facci mi scandalo. Che hai anche creatura. Ecco pure. Ma leva davanti a Piero pure tu. Ma che bella maniera che te la dici. Ma cosa sei buono? Serafino, uscito, ma come già fa? Aiutatemi voi. Ma che ne posso fare, Sara mia? Aiutatemi voi, Serafino. Chi tanto aiuto a chi? Ti hai fatto una bella scevata. Ma che ti dici? Fatti, ma non guarda in faccia a chi sto io. Chi sta in fame è caritore, è come aggiunta. Mentre mangiano in doppio, piatto tutto tradisce. Ma che state dicendo? La verità. È statistica, la da mano innamorata tua. Lo fa mettere a fare amore con la bella cosa là. Sì, ma quanto mai? No. Siete state voi? Sì. Ma avete chiamato pure solo? Ma facite schifo! Oh, ritrovato buono, voglio. Ma vuoi finirci o no? No, non la voglio fare. Ma ti dico non sta, c'è che tu tieni lo debole perché la bella cosa là. Io? Sì, per Carmelo, l'orecchio. Ma insomma tu vuoi fare buscare i cennarini? Mi ha creduto, Nine. Solamente a che la cristiana non la posso proprio vedere. Mi ha antipatico, chi mezza volta avrete che la sera non ho tratto di Vicenza a mare a te, sono figliato. Mi ha creduto, ma proprio mi ha diventato subito antipatico. Ma che non posso, ma che proprio. Ti è antipatico però la roba che mangia tuo figlio. Oh, che già sei che la roba, che le sue regalo per piccirello, pare che sto con me. Io regalo non si rifiutano, è cattiveria educazione, Quando mi fa un regalo devo dire di no, che lo c'ho dal piccirello non a me, perché si modesta a me, non mi ho pigliato. Che già sei. Ce la fai fa poi con Maria creatura? Marita, io a San Giovanni non ci nega a nessuno, e non sta bene, Ma perché mi hai detto che siamo a me, come che siamo a sia sei scemo, mi è antipatico, che sia la verità, faccia raro con Maria creatura, ma mi è antipatico, non la posso vedere né a e neanche la tua compagna la sera che posso fare, e tengo un po' stomaco a tutte e due, non ne posso alleggerire, non ne... la compagna la bella! Come sta? Non c'è male, grazie. Oh, è tratto da abbondanza da sta casa, che potevo fare? Io che vuoi da banna? Che la faccio un buon auguri, Ringrazio. Grazie. Auguri e per 100 anni. Grazie a te, molto gentile. Latte al plasmon. Sì. Biscottini Mellin. Cioccolatini. Stiamo facendo caroselle, Ma, e chi se sono due completini per i bambini? Se sono... Tu come... Ah, poi tu la voce, Per mai! bambini? Sì, per i bambini. Oh, madonna mia! Come mi sono emozionata con questa roba, madonna mia! Ma come siete brava, madonna mia! Ma ti devo fare troppo ore, ma mi da credere! Tutto sta puntato su benedire! Ma io come mi disabili, come faccio a fare queste cose, ma da credere! Siete proprio brava! Come noi siamo venuti per vedere creature? Io invece sono venuta per vedere a te. Zitto, falla la maronna! Oh! Oh! Sì, signor! Che state dicendo a marito? Le stavo dicendo che volevo vedere creature. Vuoi
per i bambini. E che le bambine stanno là, non stanno a qua. Mi dacca, signor. Allora i bambini a che bambolo? Ma dicetemi una cosa, la mamma sta buona, sì? Sì, sta una bellezza. Sta ancora debole, non si è sussuta ancora. Ma sta buono, però, sta Basta buono. così, Signora, signor. Ma è a lungo il discorso, è che da ridere. No, lo stavo dicendo che voi mi siete tanto simpatici. Io, che avrei voi quando mi siete simpatici. E accomodatevi da pure il pizzerello. Allah, sta nell'anello, Allah. Accomodatevi, signore, voi avanti. Voi avanti. Allah. Voi Allah, e tu resti qua, Meglio che Margherita, se non si mangia le nasse. Carmen, Ui, Gennari, stai qua? sì. Ho un vicino insieme alla Rita che fosse venuto. E tu mi stavi aspettando, è così? Già. Mi fa piacere. Gennari, ma chi è che è la figliola? Ah, è una guagliona che... Sono innamorato. Innamorata? Sì. Ma lazzate per voi. Ma io non ci faccio nessuna colpa. O caro non so comando. Parisce una cara destinata. Dico soltanto una cosa, signorina. Facetela felice. Facetela felice. Dimmi la verità, Gennari. Ah, va bene. Carmen, Io non voglio un amore per forza. Si può tornare. ma come te la chiarisci che solo tu? Sempre tu, Carmen. Solamente tu. comare. Io e pizzerello ne prendo parecchio. Sto venendo. E stanno là in anello. Accomodati, e dove là. E tu resti qua, tu. Gennari, Capo. Va bene. Sii contento. Ti fa tavarei gli anni. non mi hai potuto frenare. È troppo bene che ti voglio. E te le hai scordato. Ma, Te le hai scordato, capisci, Nanni Neri? Gennari, Sì, te le hai scordato per sempre. Gennari non me la sta. Io me ne muore. Gennari! Scusate, signorina. Capo, Sta qua, signorina Carmela, Comarelli non ha Gesù. sì, sta arrivando. Ma voi state chiagnendo, no? No, E chi è che fa chiagnere sto e c'è bene? volete che la chiamo? No, non va che presso. Forza aspetta. Ma siete a casa? Dicete la verità. State chiagnendo per Gennarino Cantazzi? Sì, E non fa, ma si fa chiagnere una piccerella come voi. Ah, signorina Carmela, non so può scusare. ma che state dicendo? Io da uomo e uno l'ho già partita, ma vedi che non mi ha potuto stare solo. Che sciallarà. Fa chiagnere una guagliona bella come voi. Ma io, Ma non tremate, mica sono fatto un mammone, no? ma Mi piace assai. E se volete... io scusate, ma Guarda, non posso tu in otto, dov'è? Io cercavo... Ah, tu capisci quello che cercavo? Volevo la signorina Carmela. Nina con me? Sì. La Nina con me sta dentro, se volete ve la chiamo. No, grazie, non fa niente. Non la volete? Non voglio- Vuoi un biscottino? No, buon appetito. Non la volete? Non la volevo offrire. Dicevo che non voglio arrecare fastidi in casa vostra. Figurate, dite. Gentilmente. Dite, dice dite, che dite. È venuto Giovannina l'interprete. Eh. L'amica di Michele. Aiutami. Io vado via, l'aspetto vicino al bar là. Aiuto un po'. Mi dispiace di riferire così. Oh, figurate. Grazie. Bene, Arrivederci. state bene, arrivederci. Arrivederci. Stiamo lanciando l'amica, Ma non fai che tu vai al saporito in del biscotto. Guarda, Sai che io a roba la so già prima.
Perché io non c'ho donne piccirelle. Si fa fare la panzella. Mannaggia su me, Eh. mi macina. Ma che si è fatta una gallinella che dà cina? Macina, sia Maronna, non mi fa miracolo. La Madonna è fa miracolo. Poi, io sto mangiando, chi sono un miracolo? Mannaggia su me, sono una sfortunata. Tu, io avrei io. Come già fa? Non piango, ti voglio bene. Mi stanno giocando su poche latte mi sono bagnato. Andiamo a fare così, c'è mia. Sono speciale questi cioccolatini, Ti piacciono? Io l'ho giocato positivamente per te. Grazie. No, mia signora. Ma tu stai sembrando da mani di mazzacate. E che fa? Che c'è di Tu male? sai che c'è di male? È scosso, ti fai pigliare un po' l'aria a kiss. No, guarda la sanguetta da kill. Ma tu l'hai capito o no chi sta marito a me? Ah, mamma mia, e come la fate pesante? Voi pensate ancora a queste cose? Al 1980? Ma perché che La gelosia non è più di moda. Ah, non sarà di moda, ma non sono moderni, sono antiche. Qua chi se la sa Ma oggi non si bada più a queste cose. Oggi la vita è tutta modernità. Oggi si balla il rock and roll. Si balla il liscio. A voi vi piace un liscio? Poi ne posso andare a liscio, a te a marito, poi. Allora finiamo. Falli un liscio. Uè, a te cosa è cioccolatino? E i cioccolatini non si toccano, sono delle creature, non si tocca a roba delle creature. Sai? Ecco qua. I cioccolatini sono che le creature, un latte no, Vorrei che dai, non faccia la tazza, vorrei. Ma insomma, mi fa sempre storie tutti e due. Sempre. E ancora vorrei che il già fa. E che fai? Forza. Ma che fai? Mamma faccia una vesta scullata, un cappiello, un quattro pannacchia, me ne vada, mi faccio mandracchia, la giaiengere corna a così. Ma si incontro a qualcuno che dica Ma che fai? che pernacchia moglie che faccia. Ta giù schifata sei, ma te. E noi ci vuole bene a te. Ma non chiamami più, perciò ma tu la puoi scordare per sempre. Dimmi se che sta lì, dopo all'altare. Ma dice a voglia a te, nanzo signore. Oh, mica sto morendo in gelosia, perché mi può guaiare sta vita mia. Oh, cuore mio, cuore innocente. Se tu mi fai calmare, io mi resto appunto. Ma si continua a fare, oh, distratto
Non ne hai visto? L'uomo quando il sensore perde i diritti civili. Ma stai chiedendo? Non gioia, ma tu sai che ti voglio bene. Non so se faccio arrivare per te. Ma che fai, Gustavo? Ah sì, Vattene a casa, esci. ma io... La giurita vattene a casa. Sì, me ne vado. A voi non vi posso dicere che no. Me ne vado. A voi vi pare che si agisce così? Certo, non si agisce così. Certe cose galantuomini non ne fanno. Ah, la ragione non ne fa. Me l'avevano detto. Ci sta un suonatore, un cantante, che saccia. Ma io non ci ho voluto credere. Ah, ci hai voluto credere? No. Esso non mi ha detto mai niente. Ma oggi una persona ha parlato. Ha parlato? Ha parlato, sì. Ah, ha parlato? Ha parlato. Ma che sta che buono? Lui si dà d'onore. E allora va a decidere. Chi? Ha già saputo che ha nipote, ma si innamora per questa passione. Beh, a me come lì. Come lui hai da foto vero questo? Ma io voglio foto, vero mio. E quando mi muoio? Va bene. Ma sì, c'è detto pure Oh, meraviglioso, la veloce io me ne vado. Hai tu moglie, trasformata a parte di. La moglie vostra. Si censurate. E come vi siete permessi? Ma perché va a cercare permesso a tu? E certamente tenete pure i figli. No, non è che figli mangiano niente pure. E non vi mettete scuorne, fa quello che avete fatto, no? La Salieri andiamo a baciare creature, io non ce la faccio. Io si da moglie sto signore. Sì, signore, sono la moglie, perché? Che è successo? E domandatelo al marito vostro quello che è successo, Che hai fatto? Ma che ne so? non lo sai, Chi sta dando a sta quella da nipote? La nipote vostra? La nipote. Ah, piezze carogne, perciò tu stavi sempre azzeccata a rete, Ah, hai ragione, hai ragione, E mi ha portato una cioccolata, e me l'ha mangiato per rubare la mia rita. Ma non è buona la cioccolata, che lei non è buona, e spunto, non è buona, Ma che bagliano tu è? Tu fai che trovare? Ma io stavo a nipote. Non lo so. Ah, non la sai a nipote ma Nanninello, no? Come? Naninelli? Ma voi state parlando di Naninelli? Ma si dà zia Naninelli? Sì, signore, sono la zia Nanninello. Signora mia, me l'ha fatto la nupacca, sto paura disgraziato. O marito vostro, prima l'ha fatto trasire l'amore rindo cuore e poi l'ha abbandonato come all'ultimo e femmina. Marito mi ci ha fatto trasire l'amore. Tu ci l'hai fatto trasire l'amore. Ma che l'hai fatto così? Non sta dicendo la signora, ma quando mai? Ma no signore, non è stato marito. Non è stato isso? No, Oh, madonna mia, decidimi chi è stato allora. è stato un certo Gennarino cantante. Chi l'ha persa la capa per nata femmina e perciò l'ha stata una nipote vostra. Oh, madonna mia, decidimi a dove sta. Io mi vado nei piedi. Io me l'ho cresciuto, rindava a me, la nipote mia. Io me l'ho cresciuto come una figlia e non la voglio perdere. Non la voglio perdere. Non chiami, signore, ma non chiami. Venite più tardi vi faccio parlare sicuramente con questo Gennarino, va che cercare lì stesso e ve lo faccio parlare. E facetemi parlare. Sì. Aiutatemi voi. Non me ne incarico. Aiutatemi voi perché Ma vogliatevi a casa e poi ci pensi. io vi ringrazio assai. Yeah. Ah, Madonna, va bene, Non quello che incaricate, facete per signore, va me. bene. Grazie. Signor, grazie, grazie. Ma dirmi due patate. Ma dirmi due belle la mano. Uè, Raffaele! Vattene fu! Scappa!
Ah, sono, mamma, padre, sì! Vattene! Vattene a cantina! Sono una camarona! Ma che l'è venuto a chi? E io che ne so, Carmelo. Ma non onorare. Pensiamo a noi piuttosto. Caro mio, sei contento che sono venuto? Sono contento. Ma questa è la giornata più bella della vita mia. Mi a credere non la volesse far passare più. E quando saremo sposati staremo sempre insieme. E mi sposi con piacere. Ma sono stati io che ti ho cercato, no? E io tronco nome mia, Carmelo. Non ti porti nessuno chiuso da lì. Ma come te la dicere? Ma nessuno chi? Solo tu stai in tuo cuore mio. Nemmeno qualcuno che l'ha stato a chiamare. Coppa terra per me esiste solo tu, Carmelo. Solamente tu. Ah, c'è come su Giorgi da sta cosa. Ma avremmo come prendesse acqua qua con Marella, ma nonna mia, non viene mai male. Michele, Filume. e che fai tu qua? Ah, sono venuto perché mi hanno detto che ci stanno certi posteggiatori e mi servono per una tavola con certi amici. Piuttosto tu che fai qua? Sono venuta a cercare Nanninelli. Anninelli, Sì. ma perché frequenta sta casa? Sì, così è vestita la padrona in sta casa. Ah. Dimmi, come sta Anninelli? Come sta, Ogni tanto te ne ricorda, così quando ti passa per la capo. Ma io l'ho già affidato a te. Tu sei amante. Zitto. Zitto, non voglio che si sappia la tragedia della vita mia. Dimmi una cosa, ti domando mai qui? Non lo sa che tu esisti. Sa che papà suo è morto. Zitto. È un assassino, uno scellerato. Basta. Basta, non mi dici di più. La giudiagnuto sto chiagnendo ancora che l'ho fatto a te. Perché non vieni a casa? Ci pensi io per Nanninelli? Non richiede tu chi sei. No, no. Io mi metto in scorno e lo fa sapere che sono occupato. Michele Califano da campare così, sola, scordata. È una tortura che mi ha imposta a me stesso. Sì. Papà va tutto il male che ho fatto a te. Era destino mio. Ma come può campare senza figlia tua vicino? Sono contento di la guardare lontano. Ogni tanto che la vedo mi arroba un sorriso, lo sguardo lo suo e sono contento. Ma ho bisogno di un consiglio. E non mi caguito. Io è così delicato. Ci stai tu. Ma io sono femmina. E tu sei padre. E Nanninelli che ha insieme. Chiaro. E perché chiaro? Io ho saputo che se mi sa fissare un giovane che sa, e essa ci esce pazzo. E io non so se si faccia buono o no, ce l'ho anche il cervello. Quello che fai tu sta ben fatto. Si crede che il giovane è degno di essere, sì, falli sposare. Quello che ci voce sto amico, non ti preoccupare. Tu non hai la parola mia. Guarda chi si vede, che piacere. Ho conosciuto? Come no? La sera che mia sorella partirà in compare alla trattoria di Vicenza a mare ebbi l'onore di conoscere chi sto menone. Fu questo che mi ha detto i soldi per pagare la lavatrice per sorella. Ma chi ti ha pensato? Chi sono scordo? Ricordate? Perché andava alla macchietta marito una scelta nuova creatura. Come non mi ricordo. Ah, signore, riguardo il fatto che mi ha detto poco fa, ci ho pensato, ma che No, sei? vi ringrazio. Se ne parla un'altra volta perché mo va che pressa. No, vengi un'altra volta e parliamo. Vabbè, Arrivederci, grazie. arrivederci. Oh Michele, Severino, State buono, non la fine. è chiaro che ti va così e presto, ma non importa più. Ma Michele, e che sono queste strade? Vuoi accomodare? Ah, ma avevano detto che a casa stevano un certo Gennarino cantante. Sì, ma se ne chiude a poco. Se ne è chiuso. Sì, se ne già chiude. Rita, sapete che ci sta? No. Ah, come era la vostra, la signorina Carmela. Carmela sta qua. Sì, sta lì. Sta rindo. Sì. Ah, sì. Ecco. Mi fa piacere, E che verità fa? È stato un anno pure. No, volevo dire, ma guardate che suonate che sono, guardate.
Che la ieri sera mi dicette che sarebbe venuto qua. Ah sì? Sì, mi dicette che veniva a trovare il piccerino. E quanta roba che ha portato. Si è fissato che per forza può fare con mare e piccerello. E che la Carmela va bene assai i piccerini. E piccerello. E tanto una buona figliona. Sì, ma che sacci? La verità è una giga non troppo mi piace, la verità. Quale ragione? Insomma, non mi piace. Come se vera, scusate che vuol dire che non la conoscete poco. Ma tengo un naso muscariello, però. Poco fa, la giuncucciata qua fuori che si passava musso e musso con il gennarino cantante che lui proprio a ricercare. Capirei? In casa mia non sta bene. Scusate. E che fa? Come non che fa? È vero che sono innamorato. Chi si stessa? Vabbè, non ci sta niente male. Se sto giornalino non avesse commesso una grossa infamità. Era stata una povera guaglione che non so merito per mezza sola. Ma siete sicuri che è quello che state dicendo? Ah, mica, so come tanto male. Io allora parlo quando ho toccato la cosa che è male. Io non ho diritto niente fino a mo' perché non voglio fare una piccola, un rumore, una muina, perché sennò si fanno spermanere creature. E che le creature capiscono certe cose, sono sta intelligenti che l'hanno metti, mi si va a credere. Facciamo sto così. Mannaggia su me. Ma siete sicuri che è quello che state dicendo? Ma mo' dicete una volta. Ma è da credere quando è certa la morte. Si può... Ah, stai qua? Sì, sto qua, E io sono venuta a trovare con Maria Piccerella. E lo sai, no, che già fa con Maria Fonda? Hai visto quando è brava la Cumarella? Brava, veramente brava. Sì. E perché hai detto che ti va da sala? E ci sono chiusa da sarta, ma non l'ho trovata. E te ne sei venuto qua? Perché ti arriva appuntamento qui. Sì, Michele! E basta con sto sì, Michele! Basta con sta commedia che stanno recitando da tanto tempo. Tutto quanto hanno a sapere che è che tu sei per me. Ma facciano caso, cavallo! E perché quando 10 giorni fa ti ricette che me ne ero accorto di qualche cosa, tu dicesti che io mi sbagliavo? Ma perché? io... Ma io che cosa? Tu lo conosci a Michele Califano, o sai come pensa e mi fai una cosa che mi tratto come un guaglione, come un pupazziello, ma io ho 17 e te levo pure, io oh, non ci sono scusatemi, rinda a casa vostra faccio mancare rispetto, sono che non mi niente, ho Ma che resta pazzi che ti è venuto tutto insieme? Io non ti capisco più. Ma che vuoi a me? Io sono venuta a trovare con Mario ingenuamente. Che sta un'infamità che ti hanno detto. Non mi è tenuto coraggio da credere. Io sono venuta a trovare il piccerello. E ov'è con me? Ma che faccia i corna che te ne che... beh, volesse sapere proprio chi te l'ha detto. Ce l'ha giuritino? Voi? Sì. Con me? Ma che con mare è con mare? Ma lo sai con mare che Parigi? Parigi la seconda mamma. E dopo che le caccio saputo te non ti voglio essere niente più. Ma tu che cosa? Ma che ti scrivo che la casa mia era fatta per rimembranza, sì. Ma voleva a Babbia con regalo per piccerella. Mio nipote meglio, è regalo tuo. Non hanno proprio che ne fa. Vieni, vieni a sta roba e forza a compare a qualcuno. Ti sfugate, non mi capito, sono facendo sotto, sono facendo. Ma come ci fai a parlare, non vedete i colpi a parlare. Poi Nannina, sì. Nannina, va che tu a Ginarina, rossa Ginarina, non voglio trovare, c'è una cosa, non come si fa a Ginarina? No, fate giuradì. Piazza parlare. Ah, perché le è successo qualche cosa, va? Non hai questa sta, non posso trovare in meglio, non posso trovare, non faccio più. Giuradì, forse stare un po' che è la mia signora. Ma quando ma Nannina non c'è sta, sono chiusa a breve. Si chiude a ubriaca, sarà mamma? No. Allora ci va in un momento, non va a Mangialo, fammi sapere una cosa, Nannina, non già faccio più, già parlare. E come ci fai a parlare? Ma bravi, parli su. Che stai venendo qui? Non ha Gesù mio. La fiducia dove sta? Marito, è asciugato stamattina.
Come che dici che tenevano un matrimonio? Sei vestito tutto bello elegante, si è fatto pure un bagno. Ma quale matrimonio? Quale vestiti eleganti? Dici che tenevano sposariti, non vai a suonare. Ma quanto mangi? Allora non vai a suonare, non suonava? Ma quanto mangi? Guarda. Il matrimonio è una vita. Guardate, allora mi ha fatto festa, mo. Faceva, ma perché tu che puliva marito? Quando Gesù mi. Che è? Gennarina. Beh, Gennarino, che è? Gennarina con Carmelo. Mi sa che volevo dire, Gennarino e Carmelo. Mamma mia, hanno fatto cosa a Napoli e tutte le province. Che stanno qui da marito, che ci fa Gennarino e Carmelo? Ma come vita fa? Quando Gesù mi. Mi ci ha affittato pure la casa in Rimbetta, qua, in due palazziere, passate nei vicini. O saggio. Figurati. Non c'è ricercata cosa, non Gesù mi. E che mi arriva, ne parlo, e ne fatta sciosti, e che ci vuole per ascinare per la bocca? Ah, Carmelo tradisce un altro. Ah, l'ha giurito finalmente. che sei tu? Potrà ridere. Che E sei beh, tu? io già fa, come ne porta a me? Chi da fa? Cioè il marito da Gennarino, non Gesù mi. Io? Ciò dici tu? La già fa. Chi le si ingoccia assieme, succede che non da succede. E che me ne porta a me? In gelo e ne va in gelo. Non Gesù mi, io non tengo coraggio. Dici di gelo lui. Io? Ciò di chi? E perché c'è già ricerito? Non Gesù mi, chi è pure amico voi. Ah, chi? A tu? Che è qua? Guardate a me, non Gesù mi. Amica mia, era amica mia. Oh, quando ne caccia anche la bella cosa, la femmina sua, in da casa mia, siamo diventati nemici. Questi sacci che marito, poi va suonando ancora in due concertine, rostaisse, o scasso strumento. Perché ci resta? Perché non ha da suonare più, non se la da faccio qui. Oh là, noi sta là, faccio parli, poi faccio il dice. Gennarino. Che? Non Gesù mi. Che? Sta già parlando. E parla, che buono. Sta già parlando! Ecco a Luca fa. E può pigliare coraggio. E a Luca che sta manetta. Ma parla, che fai trovando, che mi arrivi? Gennarino, sapete? E ma me ne scendono da voi. Gennarino, non tengo coraggio, lo dici, non tengo coraggio. Ah, non tiene coraggio, no? E allora rincella a chi da mannata. Trova stati scusa se mi vuoi rivolgere la parola. Oh, ma te che tu sai, perché tu conosci. Ma Gesù mi facete conto che io per voi non sono mai esistito. Tu per me sei morto già. Chi te vai? Questa che ti dico, lascia sta marito, mi capi? Marito ma con te non se la da fa più, perché tu me l'hai portato a mala strada, chi lo crea tu? Già, o piccerillo, nannillo, portava a mala strada. Sì, perché marito era pure come un giglio. Ecco, hai capito? E tu invece me l'hai spurcato, me l'hai guacciato. Ah, che sta con te? Gli ha diventato un guacciuso proprio. Oh no, Gesù mi sapete che c'è di nuovo? Tenete a villa cara a chi non guacciuso lo marito voi. Ma tengo, non sa, ma tengo. E tu tieni perché la bella cosa la femmina tua. Anzi, fai buono, si dà la porta proprio a camminare, perché non vi vogliamo vedere più. Ma buono, ti fatti a Gennarino. Beh. E chi le si stava a capo, darsi che mi scemo qualcosa con la Gesù mi. Che già fa? Che già fai? Quando già parlare, si non schiatta. Vuoi schiattare? E schiatta se non ci lo dico, non Gesù mi. Che me ne porta? Ma tu vedi non paga niente più, a sei fatto, grande scusato. Ah, no, Gesù mi, avete visto a Gennarino? Non ci sta nessuno. Oh, va trovando Geratiele, certamente è successo qualche cosa. Io so che avrei pure a casa della mamma, ma non l'ho già trovata. Ma ne potevo fare almeno, noi cercando. Fate pure essere tutte e due, il sei. Oh, no, Gesù mio, ma come parlate? Io non mi permette di parlare così, è Gennarino mia. Oh, tu? Sì. E beh, ti facessi la faccia macchina così, oh, su. E vi va visto da permettere solamente. Sa che c'è di nuovo? Da questo momento in poi non mi parla manco tu. Non mi parli più, ma vi ho quando ho finito. Ma vi vorrete ne fa coria? Fai male. Non si pare che la mozzucuto sta pucella, Ma avrete un poco che pepe che te, non mi ha risposto che la grande ha scostumata. E beh, oggi hai urnato che mi voglio appiccicare con chiunque mi capita innanzi a dire. Maurino, con chiunque. Ma Gesù mi, scusate. No, con chi se mi voglio appiccicare, Allora Gesù mi, No. vi sto pregando. Ma state nervosa? Sì, ma con voi no. Ah, non state No, nervosa? con voi no. Partorire, No, sono nervoso con l'altro, ma con voi no, per carità. Ma che volete fare? Sono nervoso. Sì, perché quando più bene faccio la terra, quando più volete bene una persona, più avete contrarietà. È vero. È vero, ma di chi state parlando? Parlano che la bella cosa è nani neri. Faccio si è capita, hanno potuto andare fino a me. Sì, ma perché? Che va a fare? Mi ha risposto malamente. Ecco.
A voi? Sì, a me. Io a me. so che è una buona picceretta. Sì. La gente ne parla tanto bene, Naninella. No, per carità, poi fate che stia a curone la capa mia. Vabbè, meno male. Meno male. E allora dove va a fare? Ci siamo appiccicati. Ecco. Ma perché vi siete appiccicati, se lo posso sapere? Perché mi pigliano in nervo quando avete che chiagliere per kill. Che non vale la pena. Per chi? Ma per chi li chi, scusatemi, Per innamorate. Mariti, tu vedi che è un grande sciolarato. Niente meno sei scurdato per finire la mamma e mio padre, perché la bella cristiana, la femmina soia, e tu ci chiami. Oh, è giusto. Quando è bello di ragione, hai ragione. Certo che avete ragione. Oh. Sebbene, guardate, o povero giovinotto mancava troppo duro. No. Sì, perché chi l'è stato pigliato proprio una brutta imbriacatura. Michele, ci stanno certi femmine, che quando acciappano non mi sotto. Come fanno? Ma sono peggio del pulpesse. Sì. Sì, a loro lastra nome quando proprio l'hanno fatta una mappanella. Sì, avete ragione. Proprio così, avete ragione. Sì. E che lo ci chiagni? Però guardate, volendo ragionare, la creatura mancava troppo duro. Sì, perché che le purezze tenere ragione so. Ma quale ragione? Scusate, alla fine adesso non state ragionando più bene, scusate. Avete ragione. Anche perché una figliola da chiagnere per un giovane quando su giovane non la pensa. O l'assa e se ne trova un'altra. Una parola, trova un'altra. E chi si è fatto? Come se lo trova? Non se lo può trovare? E perché non se lo può trovare, scusate? Perché sta povera Nanninella, quando si è saputo fatto cambia il suo quartiere, che... È saputo fatto che... Ma che ha fatto? Che si è saputo? Dite! Si è saputo che essa è figlia, insomma, di Cimbrennenne. Insomma, si dice che a mamma è Naninella è una mala femmina. Mannaggia sommi! Chi è? Ma voi che state dicendo? No. Voi che state dicendo? Mannaggia sommi! Ma non dite che io... Oh, padre Naninella non galandona! Sì. E la mamma è una santa femmina! E non vi permettete di chiudere la cucina! Perché io conosco la padre mamma! Non vi permettete di chiudere! Zitta! E non vi permettete di parlare così! Perché io conosco la tua mamma e la mia! Ma raccomando! No, amore Dio, non ti dico. Non la vedi più! No, amore Dio, scusate tanto. No, io perde ma venite là, io non faccio niente. No, calmatevi, chi sta a strapare? Ma come? No, non mi calma. Amore Dio, no, sapete, allora una volta che voi sapete che questo bravo uomo e sta santa femmina la mamma si è conosciuto, dicete in cielo che allora si facessero annanzi, insomma, conoscessero a Naninella, perché poi Naninella quando ha conosciuto con padre e mamma posso fare pure che... È meglio che me lo vado, ti va a buscare! Che succede? Che succede? Mio suo quartiere è diventato una tragedia, non mio figlio, una tragedia. Figlio, ma dove sta? Figlio te. E mo vai 2 anni a figli te. Non ti sei mai curato di sta figlia che è sangue tuo. Zitto, basta. T'ha detto tante volte che io non accetto questi discorsi. Per mi fa capire che io non ho girato l'uomo a Naninella la figlia nostra. Tu lo sai o perché? Sì, perché te non ci hai mai tenuto per nulla. Ti è piaciuto sempre fare vita libertina. Ecco, non ti è piaciuto mai essere responsabile delle famiglie. Però non l'ho fatto mancare niente. Mai niente l'ho fatto mancare. Lo giorno che l'abbiamo messo in coppa al mondo. Sì, e i figli non sono solo chi mette in coppa al mondo, ma sono che chi si cresce e chi va bene. Basta, figlio mio, basta. Hai ragione. I figli sono quelli che aspettano il padre fuori al balcone. Si fa freddo chiove. Loro stanno là. La mamma mi chiama. O mangiasse fa freddo. Ma allora aspetta. Sì, lo so, lo capisco. Non tengo nessuno diritto ad essere chiamato papà. No. Però tu pure non tenevo diritto di far sapere alla gente tutte le sbaglie che hai fatto in la vita mia. A Naninella, la figlia mia, la viva chiudere in da 4 minuti. Ma non aveva permettere che si sapeva una cosa di questa. E tu non l'avevi lasciata sola. L'aveva un nome tuo. L'aveva fatto sentire l'affetto del padre. Basta, che ho fatto? Che ho fatto? Ma ho capito. Mo,
Visto che tagliate le facce è stato per me. Non ho già saputo che la figlia nostra è stata disprezzata, scarpasata. La gente che non era nemmeno degna di pulire le scarpe. A gente. La gente. Ma chi è la gente? Chi è Omun di fronte a te, di fronte a me, di fronte alla figlia nostra? Non ti preoccupare, non ti preoccupare che mi t'arrangia a fossi ogni cosa. Sì, la figlia mia non c'ha ragione, ma voglio venire per suo. La voglio cercare scusa e perdono per tutto il male che l'ho fatto. E innanzi a figlia nostra, figlio mio, cercare scusa pure a te, figlio mio, pure a te cercare scusa. Hai mi fatto la coppia con poco a tuo mariage. Ma te lo vuoi? Crema una mano. No, ma ti tengo con me. Ma che può fare succedere lui in universale? Ti scordi che sua moglie, ma... E che fa? Noi ci diciamo che ci vogliamo bene. Che tu puoi andare? Ma ti fossi scemo. Io sono merce riservata. Ma io non ti voglio lasciare. Non ti voglio lasciare. Non ti voglio lasciare! Non lo co! Che lo si esce qua fuori che succede? Io ti dico tutte cose a così spartite. Ma fosse pazzo. No. Io ti voglio bene. Ti voglio bene. Ma perché che non lo fate eternamente fa così bello a me? Va bene, ma mo battino. Me ne vado. E dammi un vaso. Ti lascio una carretta. E dammi un nato. E chiamo. Nato. Nato anticchia. Alla. Come sono dolci i vasi tuoi. Mi pare una caramella sguizzera. Se esci pugliere per fare da cioccolatini purgativi. Va, vattene, va. Allora me ne vado. Quando ci vedremo. Rimane, va. Rimane? E a Roma porta? Rimaniamo in bagno. Oh, bagno! Oh, maronna mia! Finalmente ti posso ora in costumetto. Solo così non viene più. Va bene, allora rimaniamo in coppa bagno. Va. E che facciamo? Quando stai a mare ti faccio la respirazione a bocca a bocca. A respirazione bocca a bocca? A bocca a bocca. E chi dorme stanotte con sto pensiero? Allora ti aspetto, rimane? Va. Non fa tardi, ma raccomando, sii puntuale. Ma raccomando la puntualità. Sì. E capito? Non fa tardi. Uè. Ma che faccio, femmine? Chi la dorme, femmine? A Roviena. E che se mi addorma a me? T'ha giù spiata a Roviena. Sogno da farmela e pulito uno strumento. Oh, devi fare da pulito uno strumento, devi fare scegliere buono lo strumento. E per pulire lo strumento devi da mettere un vestito nuovo. Devi fare pure il bagno. Era Nanna che andava lavava. Prima complicità. Chi era la femmina che stava con te? Me li ha ricevuto mamma. Parla, rispondi, fammi presto. Ma qua femmina? Ma che pensi è femmina? Ah, non ci stava bene. Dai! Dai! Come alzo da fuori la femmina, vedi? Vedi? Riesci a venire, dai? Traseri, siccome non ti posso battere mai perché ti ho vestito buono ancora. Prima ti spogli a Nura e poi ti batto. Ok, che mamma le va che bravo! Devi caricare, ti arretirà. Sempre a carne a Nura da già. Poverino, poverino. Una piazza di disgraziato. Proprio dove avevamo ma non dico basta potevi. Io già parlai come fa. Lei era filu è proprio a mano e dico davanti a noi. Che è successo qua con lo Sassano, guai. Tu non sai è guai mio.
Ecco qua, che ti è successo? Ieri mamma una cacciata della casa. A te? Anche prima di sfogliare una porta della casa. E che se è una cosa niente, che se è una cosa niente di fronte a quello che è successo con Bagnello nostro, a Gennarino. Su grave me. Ma perché che l'è successo? Che l'è successo? Lasciate Carmelo in canno con altro. E sai che c'era, figlio? Perché non ci vanno in onda, ti va che venite a mangiare con noi in da trattori, ti ricordi? Ah, che o lungo. Chi non l'ha quasi quanto me? Quasi quanto è te? Sono 3 te per fare chi? E tu come l'hai saputo? Poco fa, passando a casa giusto che si abbracciavano, si passavano, loro parlavano, ci rimane appuntamento, hai capito? E beh, noi che potremmo fare? Che potremmo fare? Andiamo a la figlio non ha cercato di spezzare sta catena. Ma io devo ferrare. Ma quale Ferrari, la figlio? Ce n'ha rinata la sacca, ha dato una con noi come prima quando cantavamo assieme, ti ricordi, la figlio? E tu ce la riceve, la figlio, tu. Ma perché ce lo dici tu? A me mi manca forza, ce lo dici. Senti, la figlio, facciamo una bella cosa, va bene? Noi abbiamo trovato, va bene? Appena incontriamo, tu ci parla e mi sto zitto. Tu ci parla e mi sto zitto, la figlio. Ah, ne appena lo troviamo? Io parlo e tu lo stai zitto. Io parlo, zitto, non c'è neanche una parola. E che viene a fare? Ma com'è che venga a fare? La figlio, che venga a fare? Vieni, Ma che fame, ma che cosa ti carica a briare? Ah, Maronna! E si saccina! Ma chi saccina? Ma arriva saccina, chi non va niente saccina? Si mette a paura, ti carica. E se non sa dire più, come facciamo? Forse che la bella mamma lo carma, non se la tirassi giù. Se siamo grazie a Dio e a te, non ti carica. Belle belle! E i figli miei che da mangiare? Perché da mangiare io? Poi ne ci pensi da mangiare tutto quanto. Non ti carica, vattene a via, ma va che trovare niente, non ti carica, va. E va, trovalo. E fallo venire a casa. Sì, signora. Se no io me ne muore, capito? Non ci capite, sono io e sora, ma la moglie. E come sono gli anni, chi? Cosa fa? Vuoi che tu dici manca buonasera, no? Prima cosa non vi avevo visto. E poi per seconda voi mi avete detto che non faccio rivolgere più la parola. La parola sì, ma un saluto no, voglio essere salutato. E ve l'ha detto che non vi avevo visto, no? Ma che stivo facendo? A spia? A te. Poi prima che me ne porti a te, ma chi ti pensa a te la femmina tu? Non parlate male di quella che ha da essere la sposa mia. La sposa? La sposa? Sei sicuro che è di sposa, sì? Come sono sicura da morte. Voglio morire io giorno che ti sposa. Ma insomma, ma si può sapere perché non mi avesse sposato a Carmelo? Perché non è degno di te. Sì, perché ti inganno. Inganno? Sì. Che state dicendo? Non ci sono io. Che state Oh! dicendo? Parlate, che state dicendo? Parlate, voglio sapere che state dicendo. Aspetta, ma che capisci, capisci? Ma mi la mazza e te sicuro. Ti sto ora fanno tu qua. Aspetta. No. No, Ma mettere lo scuola a me. Vi state parlando così perché sperate che io ritorno a Nanninello che è venuto a chiagnare da me. Beh, pure che lo facessi, non fosse una cosa buona, no? E poi non nominare che la Santa Vogliola perché non si degna a nominare. E te ne scorne quello che hai fatto. Poi ne, scende da sto suono, scende. Io voglio sapere come ho sapete. Chi ve l'ha detto? Come saccio, è essenziale con saccio, poi non ho saccio come ho saccio. Non ne ho vero. Vi state dicendo tutto questo perché sperate che io a Carmela lassa. Ma io non voglio spizzi, non la lassa. Ma che tu dici che la gente che a me non sono adunata che stai soffrendo per amare, no? No, sei diventato schiavo su. Che lei è una femmina che non ti può dare mai felicità, solamente dormiendo e dolore. Sì, forse avete ragione, non è giusto mio. Ma io non capisco niente più. A me che la femmina mi ha fatturato. E scioglie la sta fattura, senta a me, a chi ha spia. Da quando l'ho conosciuta sto passando nottate chiare a chiagnere senza sapere che. Quando pensiero nero che mi passano dentro il cervello non ne potete avere idea. E ne potete fare me. Senta a me, torna ad un anno nella tua che devo veramente bene. Cenari sono pronti per me, Sì.
Dimmi, vero? Ma che cosa? Ma vuole assaponato? Ma quando mai? Parla, rispondi! Ma non è vero, Gennarino. Come? Parlate voi? Poi ne che da cosa ma E non la pensavo mai. Rispondi a me. Dimmi, vero? Non è vero, Gennarino. È vero, rispondi! Non è vero. E dincella che ho vero. Dincella, così si mette il pensiero in pace una volta e passa. Ci sei tu che ti permette di rispondere a me se fatemi. Sono Giovannino interpreta. E tu mi conosci pure. Carmela mo appartiene a me. Sì. Ma allora sei tu che mi voleva? Sì, sono io. E che sorte che tengo a faccia fa signore. Tu sei non me niente, tu hai soldi che ti. Gennarino. E beh, e vuoi parlare innanzi a te? Yammanata. E poi prima si sei capace di ripetere le stesse cose. Si parla a te, troppo. Gennarino, piangiamo la noi. E lascia. No. Mamma mia. Sì, io non ci sono me. Avete ragione. Non vale la pena far chiagnare una mamma per non me una femmina che so degno l'uno e l'altro. Figliati. Va! Portatela dove tu. E straccia a me per sempre in tuo cuore mio. Perché non ne voglio vedere più. Siete pronti? Sì. Chiamiamo. Qua, sono pronti. Andiamo in genere. Andiamo. Hai visto? Hai visto qui? Ma sta aspettando la marito perché si fornisce le vestere. A che ora teniamo appuntamento con il parrucchiano? Alle 11. Alle 11? Sì, però papà e mamma già stanno in da chiesa. Hai visto? A Maronna ti ha fatta grazia, in da un'ora di lavoro. Da non manda nada, hai trovato un marito. Un padre, una mamma, ma ci vanno solamente un po' di creature, stiamo a posto. È che la Maronna non ha avuto pietà e lacrime mia. Uè, sai che la mia signora dopo 6 mesi è tornata una volta che mi è stata volta. E chi me l'ha detto? Me l'ha detto Girotillo. Dice che ha incontrato e essa dice io per me non l'avevo rilassato mai a Gennarino, è stata Gennarino che ha lasciato a me. Se no, se l'avesse sposato. Ci da riuscire quello che va. Oramai non ci sta niente da fare più. Gennarino non l'avrei manco più pittata. Stare non me niente, si ha pensato ancora. Chiamo come hai aspettato perché è tardi, andiamo. Ma tu stavo da un'ora ci perdi. Che so? Sei pronto? Che sta? Oh, Maronna, mi che sta? Ti fanno male? Le scarpe mi vanno strette. Ma tu devi mettere a posto le scarpe nuove, Che vuoi che scarpe metti? Aspetta che si può operare. Ah sì? Portamela allargare un momento. Ma come sto bravo da aspettare che si allargano le scarpe. E allora le parole rimane, che già faccio camminare. Ma che stai dicendo? Senta a me, metti le scarpe pure. Ma che scarponi da chi? Ah, niente. Fa una cosa, portami un braccio. A chi? Muovi il braccio. Chi ti niente preso? Ma insomma, andiamo giù. Quando mai, con mai, chi sa? Andiamo in genere, non ci abbiamo piano. Concettate, amore, aspettiamo da chi? Sì. Grazie, andiamo in genere. Piano. Mamma non va. No, mi raccomando, creature, ti vengono un momento a chiesa e tornano presto, capito? Aspettate, che sto vedendo! Non ci sta nessuno. E come faccio? Chiama muovo, ti può piacere, ma come sei da qua? Perché sei No, non c'è mai che deve essere venuta a chiesa, no? non ti preoccupare. Ma non ti preoccupare.
Gennarino, Tu, si comparsa nata volta. E che sei venuto a fare? ho desiderio di avere stati più forti di me. E non poteva far meno. Va, vattene con chi si sta da fino a mo'. E non parla così. Io t'ho già voluto sempre bene. No, Carmelo. Tu mirate solamente tu che volevi. Pure quando mi parlava d'amore e mi diceva qualche parola dolce, io sentivo tutta la falsità e l'amarezza di un mele rindo cuore mio. E sopportavo e chiedeva una scusa perché era diventato schiavo tuo. Ma se tu non mi avessi lasciato, io ti avrei fatto felice. La felicità mia l'hai trovata mo. Vicino a una guaglione che hai sempre disprezzato per colpa tua. E di ciò stiamo a sentire, Carmelo. È inutile che vai dicendo a gente che sono stati che ti ha già lasciato. Perché io sanno tutto quanto che sei stato tu che mi hai lasciato. Tu sei stato, Carmelo. Ci lasciate, che non ti pensi più, che ti ingannate, è inutile che cerchi e ti giustificare, a colpa non è mia, dillo sta verità. Si sta non l'hai mai capito e mi manata in te braccia nate sei stato tu vicino a te io non sono stato mai ancora felice mai non sospira una parola dolce vicino a te. Sto libro d'oro intitolato Amore, ma l'hai stracciato tu. Ma soffro da tutte quelle pene, ma non ti cerco più. Si sta tu, tenevo solo a te dentro sto cuore tu. Ma non faceva fa pensieri neri, nottate chiare, lacrime e niente più. Ma va bene, e fornisce la questa commedia, Carmelo. Ma pare che può fornire veramente. Fama fino all'ultimo, come se può essere così. Che posso facilitare delle capite, non posso più tornare come una volta. Sono stato per tant'anni, non schiavo innanzi a te, ma ne distrutto sonno e mo che può da me. Si sta solo si sta Carmelo, teneva su a te da sto cuore tu che me ne dai, amarezza, infamità, cattiveria, che sta me ne saputa vicino a te, io non sono stato mai ancora felice, mai non sospiro una parola dolce vicino a te. Sto libro d'oro intitolato Amore, ma l'hai stracciato tu. Ho soffernuto, sì, tutte quelle pene, ma non ti cerco più.
sei stato tu, tenevo solo a te dentro sto cuore e tu, ma non faceva fa pensieri, nottate chiare chiare, lacrime e niente giù. Sei stata tu, sei stata tu, tu sei stata. Gennarino! Gennarino! O vostro Gennarino sono venuti. Ti fa piacere. Non lo pensare a Gennarino perché sta buono addosso. Michele, Parla. mi fai paura. Paura. E tu sei la femmina di mettere paura. E te sì. E prima di mettere con Gennarino. E poi con l'ultimo e l'uomo Giovanni. Il che fingeva di essere amica mia e mi ha rubato. Il che mi stringeva la mano e mi tradeva. Tanto non pensava a me. E isso sapeva che tu apparteniva a me. O sapeva che gli toccava a te e io lavavo il mondo. E manchissa pensava a me tanto, no? E tu parli di paura. Quando si dà il coraggio di fare questa infamità, non sa da pensare. Perché tutto quello che succede in coppa a terra, bene o male, ognuno di noi ottiene scritto in un libro del destino. Io non l'ho mai creduto, destino. Tutto quello che ha già voluto l'ha già avuto. Tu hai avuto a qualcuno che per una franca renare si è voluto a te carne cavolo. Ma non ne hai avuto mai il piacere di tenere a nonna vicino. Nonna vera. Perché non ha mai voluto bene a nessuno. A nessuno? A nessuno. Ma a Gennarino sì. E mo piglia per spregio. Perché non posso permettere che si sposa a Nanninella che è una bastarda, figlia di una mala femmina. O padre e Nanninella sono io. Tu? La mamma e Nanninella è una santa femmina. E non la puttana che si salta con una femmina, sì. Michele, non mi che danno schiaffa una femmina in mezza via e non mi dire. È troppo giusto. Però chi ne piglia e parte è una carogna. Papà, ce l'avete fatto! Quello che poteva fare Michele Califano! L'avevo ritti e ci mantenuto la parola. Sì, può piacere avere a figlia di coppa all'altare non Non ciagnere, papà, non ciagnere. Perché rinda a chiesa, mi sto da sposa da partire, sì. Tenono ancora la pistola in mano tutte e due. Telefonate alla polizia, perché ha già acceso per legittima difesa.
Thank you.